siamo con Andrea Vitagliano. Andrea, presentiamo subito il cavallo che stai allenando, ti chiedo di presentarcelo nel dettaglio. Il cavallo si chiama Task Fighter Sun, un cavallo che già ha vinto qui al Savio, è un cavallo simpatico, un cavallo generoso, è un buon cavallo. Noi ci siamo visti anche a inizio stagione quando hai presentato Speciale, sei detto che sono tanti anni che fai la stagione qui a Cesena. Ti chiedo com'è un po' la tua giornata tipo e se vogliamo fare un bilancio partendo da questa stagione, poi anche brevemente riepilogarci questi anni passati proprio qui in Romagna. Per me questa stagione è una stagione d'oro, i cavalli vanno molto bene, siamo in testa alla classifica come allenatori con 18 vittorie, Speciales è il capo scuderia con 3 vittorie, il pupillo della scuderia, adesso l'obiettivo è il campionato europeo e niente, la mia giornata di lavoro si svolge alle 6 del mattino, cominciare ad allenare i cavalli, poi a mezzogiorno si finisce, si riprende alle 16:30 fino a mezzanotte che si corre. Tra l'altro abbiamo visto anche i tuoi figli, corrono anche loro, quindi presentiamo un po' anche la tua famiglia e anche questa passione per i cavalli, come è nata? Perché mio padre e mio nonno avevano dei cavalli, a me è nato per divertimento e dopo è diventato una professione. I miei figli, c'è il mio figlio grande che è un professionista come me, grazie a lui Speciales se ne prende le cure, e l'altro invece è un gentleman amatoriale, diciamo che tutta la famiglia è coinvolta in questa passione dei cavalli. Ma la tua vittoria più bella conquistata qui a Cesena, quella meglio che ti è rimasta più impressa, qual è in questi lunghi anni? Niente, le vittorie è stato con Orchetto Getto quando ho vinto le Budrie, un gran premio che si disputava tanti anni fa, e poi ci sono tutte le vittorie di Speciales che ogni volta che lui corre per me è sempre un'emozione perché un cavallo per me è molto importante. Invece una sconfitta che magari hai ancora impressa? È successo sempre qua a Cesena con Speciales, una corsa che pensavo di vincere facile, purtroppo il cavallo durante il percorso ha subito un piccolo incidente, arriva secondo, io non me ne ero accorto durante il percorso, avevo avuto un problema anteriore e poi dopo quella corsa lì l'abbiamo dovuto fermare per 3 mesi per recuperare il problema che avevo avuto all'anteriore destro. Ecco, tu hai ricordato giustamente il campionato europeo, ma una volta terminata la stagione di Cesena, come proseguirà l'inverno? Io sono sempre qua, alleno i cavalli sulla pista del Savio e poi mi sposto a Bologna. La maggior parte dei miei cavalli corrono a Bologna, alcuni dei cavalli tornano a Napoli come Speciales che ha bisogno del mare per i suoi problemi agli anteriori, con qualche altro cavallo vicino che se ne prende le cure mio figlio, e poi tutti gli altri cavalli con i puledri rimangono qui al Savio e andiamo a correre a Bologna. Prima di concludere questa intervista, posso chiederti cosa stiamo facendo nel dettaglio e presentare anche questo allenamento, diciamo, non proprio precorsa, perché ricordiamo il cavallo non correrà questa sera, però presentare un po' quello che stiamo facendo in diretta. Questo diciamo che è un lavoro che un cavallo sostiene tutti i giorni, tutte le mattine per tenersi in allenamento. Poi dopo, durante la settimana, fa qualche lavorettino un po' più svelto per accelerare un po' di velocità, per prepararlo per qualche corsa. Bene Andrea, io ti ringrazio, adesso concludiamo questo giro e poi torniamo in scuderia e spero che sia stata un'esperienza anche piacevole per te. Sì, molto.